Al via i lavori sulla Postumia per la realizzazione della rotonda di Levada. Caschetto in testa, il governatore Luca Zaia, accompagnato dal sindaco di Ponte di Piave Paola Roma, ha azionato la benna dello scavatore, simboleggiando l'avvio al cantiere. In passato proprio quest'opera era stata motivo di litigi politici nella maggioranza, tanto da essere una delle cause che avevano provocato la caduta della giunta del sindaco di Ponte di Piave. Un'opera attesa da decenni che potrà in futuro rendere la viabilità tra Ponte di Piave e Oderzo più scorrevole e sicura, senza interruzioni del flusso dei veicoli, oggi causa di lunghe code per l'attesa del semaforo, con un conseguente miglioramento del traffico su una delle vie della Marca più frequentate. Dalle rilevazioni fatte un bel po' di anni fa c'erano circa 30.000 veicoli al giorno che transitavano in andata e ritorno, ma soprattutto anche per gli incidenti che si sono susseguiti. Non dimentichiamo che per poter vincere questo bando, tra le altre cose, uno dei requisiti era l'indice di mortalità e nei 3 anni c'era stato un morto oltre che diversi sinistri. Per l'avvio del cantiere è stato necessario un accordo fra pubblico e privato. Parte della rotatoria verrà costruita nel terreno di una birreria adiacente alla strada. Una dimostrazione che quando le istituzioni di privati collaborano nell'interesse della collettività si raggiungono traguardi importanti. Una rotonda importante, una rotonda che i cittadini chiedevano da tempo, soprattutto per gli abitanti nelle frazioni di Levada, di Busco e San Nicolò, ma che andrà a interessare ovviamente tutta l'asse viabilistico. Ma i cantieri in futuro non si limiteranno solo alla rotonda di Levada. Sono partiti i cantieri delle asfaltature nella zona industriale proprio perché a fronte di questa rotonda dovremo creare una viabilità alternativa e quindi abbiamo avuto la necessità di potenziare le asfaltature da quella parte.